Brutale pestaggio di 2 stranieri a Pieve di Soligo e caccia responsabile, uno dei feriti, aggressione a sfondo razziale, pestato per il colore della mia pelle. Nell'ultimo capitolo dell'inchiesta Fanpage sui rifiuti, dialogo shock tra l'ex camorrista e un imprenditore veneto sul business dei profughi, le reazioni nella Marca sullo sfruttamento dei migranti. Amministrative di Treviso, l'assessore Paolo Camolei presenta la sua lista di appoggio a Manildo, intanto domenica Salvini a Treviso presenta il logo della Lega per Conte. Ospite a 20:10 Claudio Alessandri, candidato sindaco con riserva per Centro Democratico, entro il 10 sciolgo la riserva, breve incontro con il PD per l'eventuale apparentamento. Accordo raggiunto per le 250 lavoratrici che si occupano delle pulizie all'ospedale Cafoncello, saranno assunte dalla nuova cooperativa mantenendo le condizioni attuali. Al via a Treviso il progetto eCare che vede capofila l'ISRA, assistenza domiciliare agli anziani grazie alle moderne tecnologie. Inaugurato oggi da Luciano Benettoni il restauro delle antiche carceri asburgiche di Piazza Duomo, da luogo di sofferenza a galleria d'arte. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri TG. In primo piano la brutale aggressione nei confronti di 2 stranieri in centro a Pieve di Soligo. Si presume possa essere un'aggressione a sfondo razzista e caccia al responsabile. Sentiamo. Ha forti dolori adesso. Dino Mollà è fermo sul suo letto con la bocca immobilizzata. Il dolore che sta patendo si legge nelle smorfie del suo viso. I pugni che ha ricevuto al volto gli hanno fratturato la mandibola e rotto alcuni denti. Dino e un suo amico sono stati vittima di un brutale pestaggio sabato notte in piazza a Pieve di Soligo. Stavano camminando per strada quando una persona in auto si è avvicinata suonandogli contro il clacson. A parlare per lui è il suo datore di lavoro. Questo è sceso, ha preso per il collo il suo amico, quasi soffocando, e ha dato una manata in faccia, una brutta manata, infatti ha tutti i segni in faccia. Lui, che pesa 50 kg, contro sto bestione, si è messo in mezzo come per cosa fai, tirati via, e gli ha tirato 2 ganci e ha sfratturato tutte le basselle e tutto quanto. Tra i 2 amici la sorte peggiore è capitata a Dino, padre di 3 figli, da 15 anni lavora come tecnico di un'azienda locale. È il titolare che lo ha accompagnato dai carabinieri per sporgere denuncia e che ora vuole costituirsi parte civile per i danni subiti alla sua azienda, privata del dipendente che resterà in malattia per un lungo periodo. Quanti giorni di prognosi? La prima prognosi è di 30 giorni, ma andrà avanti mesi. Io come azienda mi presenterò anche come danni civili, perché lui è un bravo tecnico, lavora da me da 15 anni e sa fare tutto il lavoro. Non è facile anche per noi come azienda trovare uno che impari il lavoro in 2 giorni. Il 44enne pensa che l'aggressione sia dovuta al colore della sua pelle. È un pestaggio per motivi razziali? I 2 non avevano provocato l'aggressore. Ma è stato lei a provocare? No. Qualche indagine da parte dello stesso imprenditore, poi è saltato fuori un nome grazie ad una testimonianza. Le vittime hanno in seguito riconosciuto la foto del loro aggressore da un profilo Facebook. Tutto è stato riferito ai carabinieri. L'aggressore sembrerebbe essere un rugbista. Lo sportivo, però, contattato al telefono dalla nostra redazione, respinge ogni accusa. È dunque caccia al colpevole. Ora sarà compito degli investigatori capire chi è l'autore del brutale pestaggio. Nel frattempo Dino è dovuto ricorrere di nuovo alle cure dei sanitari. Un'ambulanza nel primo pomeriggio è venuta a casa a prenderlo per portarlo di nuovo in ospedale. Ultima puntata dell'inchiesta di Fanpage sui rifiuti che ancora una volta fa tappa in Veneto, in particolare tra veneziano e trevigiano, con un dialogo shock tra l'infiltrato di Fanpage ed un imprenditore che si era occupato dell'accoglienza dei migranti ad Eraclea. Sentiamo. Purtroppo in Italia sono l'unico che ha vinto tutto. Io ho preso a casa gli immobili tipo Eraclea, sono miei quelli che c'è qua. L'ultimo capitolo dell'inchiesta Blood and Money sui rifiuti fa nuovamente tappa nel trevigiano. È nella Marca, infatti, che nel 2017 l'ex camorrista Nunzio Perrella, infiltrato di Fanpage, incontra l'imprenditore Stefano Fuso, in passato la guida di un impianto di smaltimento rifiuti del trevigiano, ma anche il proprietario di quel residence Mimosa ad Eraclea, dove nell'estate del 2015 vennero ospitati circa 200 migranti. È proprio di questa esperienza
dell'esperienza che l'imprenditore parla nel dialogo catturato dalle telecamere di Fanpage. La prefettura paga 22 euro al giorno, lascia perdere i 2 euro che dobbiamo dare ai profughi. Se li mettiamo lì al minor costo tutto quanto, gestendoli, tirandoli a pallino, ti rimane dai 4 agli 8 euro al giorno a profugo. Quindi più profughi metti, più giornalmente è utile. Più ho la massa, più guadagno. Usiamo immobili che ormai non hanno nessun valore, li buttiamo dentro, sappiamo che 5-6 euro a profugo li abbiamo, su 1000 profughi sappiamo che all'anno ne facciamo 600.000 euro di utili. Considera che costa solo di mangiare 5 euro e mezzo, 6 al giorno, non è che dobbiamo dargli il pranzo di Natale, cioè, loro mangiano riso, scotto con un sugo sopra, con del pollo, più aumenta la mia massa più guadagno, aumenti l'utile eliminando i servizi, tu li butti lì la roba, li lasci che si comportino come vogliono, te ne sbatti altamente le balle, tieni il riscaldamento al minimo, arrivi anche a 10 però che qualcuno non ti li venga a controllare. Troppo ti impongono che c'è l'inserviente, se sono tanti ci vuole quello di notte, ma vai a prendere personale che era disagiato, che aveva bisogno di cose, lo assumi dal disagio, e poi appunto ad arrivare per giugno a migliaia di persone, è un giro di cassa impressionante. A 1000 persone sono 12 milioni l'anno. Parole che in qualche modo Giorgio Talon, nel 2015 sindaco di Eraclea, si aspettava. Non sono sorpreso. Tra giugno e settembre 2015 ad Eraclea si vissero molti momenti complicati, con le proteste dei residenti e le tensioni tra gli stessi profughi. Settimane difficili da dimenticare per l'ex sindaco Talon, che di quell'estate ricorda una cosa soprattutto. Le sofferenze che hanno dovuto subire per questi personaggi gli imprenditori e i cittadini di Eraclea, un disagio e una impreparazione ad affrontare un'accoglienza seria, cioè organizzata, per cui la località non meritava. Fioccano dunque le reazioni alla pubblicazione dell'inchiesta di Fanpage. Il video di Fanpage ci lascia esterrefatti perché è vergognoso quanto detto dall'intervistato. Per quel che mi riguarda, imprenditori come questo non devono poter accedere ai bandi di gara per la gestione dei profughi. Così il sindaco di Treviso, Manildo, commenta l'intervista pubblicata sul tema dell'accoglienza. E sulla questione del business appunto dell'accoglienza è intervenuto oggi anche Nicola Talmi, segretario provinciale della CGIL di Treviso con delega all'immigrazione. Sentiamo. Chiaramente il giro di soldi che sono a disposizione dell'Unione Europea per l'accoglienza dei richiedenti d'asilo è talmente alto che evidentemente assieme a cooperative che lo fanno per motivi di solidarietà, di senso sociale, insieme a imprese che lo fanno come imprese, per guadagnarci ma in modo corretto, è chiaro che questa fonte di soldi ha attirato anche persone in cerca d'avventura, quando non addirittura delinquenti. Se io so che le risorse per ogni singola persona sono di 30-32 euro e lì poi ci lucro non dando da mangiare correttamente, non avendo riscaldamento, non facendo italiano, l'assistenza legale e quant'altro, ma semplicemente occupando case con posti letto, è chiaro che lì ci si guadagna. Allora dobbiamo fare due cose. La prima, gli appalti devono essere fatti in modo meticoloso, come è stato fatto anche recentemente a Treviso. Bisogna controllare chi sono queste persone che mettono in piedi questo business e terzo, chi si occupa dell'accoglienza dei richiedenti asilo deve occuparsi anche di dove vanno questi ragazzi, questi migranti, una volta che ottengono il permesso, che devono essere inseriti lavorativamente, devono occuparsene loro in prima persona, e in secondo luogo chi ottiene il diniego, quindi chi va a finire in strada. Bisogna anche su queste persone avere un progetto di rientro volontario assistito nel loro paese d'origine. Chi fa questo business enorme dell'accoglienza deve occuparsi anche del dopo e deve rendicontare i soldi pubblici dei cittadini in modo corretto, perché altrimenti così si alimenta solo il razzismo e il malaffare. La cronaca: è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso il 30enne di Conegliano precipitato ieri pomeriggio da un'impalcatura. Un tonfo e poi il silenzio, squarciato poco più tardi dall'urlo delle sirene dell'ambulanza e dal rombo dell'elicottero. L'ennesimo dramma sul lavoro si è consumato ieri alle 17 a Conegliano, in via Re di Puglia, quando un idraulico di 30 anni è precipitato da un'impalcatura alta 6 metri, piombando al suolo. L'uomo, trasportato dall'elisoccorso all'ospedale Cafoncello di Treviso, è ricoverato in terapia intensiva della neurochirurgia. La prognosi:
riservata. Il trentenne stava lavorando all'installazione di un condizionatore di una villetta, aveva ormai praticamente concluso. Al momento dell'incidente era da solo e non ci sono quindi testimoni dell'infortunio. Cosa sia accaduto saranno ora i tecnici dello Spisal ad accertarlo. Quel che è certo è che il trentenne è scivolato perdendo l'equilibrio e cadendo a terra. Un problema, quello degli incidenti sul lavoro, sul quale già qualche settimana fa i sindacati avevano richiamato l'attenzione proclamando uno sciopero di 4 ore, chiedendo un incontro urgente in prefettura a Treviso. Nella Marca sono 8 i morti sul lavoro negli ultimi 8 mesi, nel Veneto dall'inizio dell'anno sono 21 le persone che hanno perso la vita sul lavoro, un tragico record che pone la nostra regione in vetta alla classifica nazionale degli infortuni sul lavoro. Serve un cambio culturale ma soprattutto un piano nazionale di prevenzione. I sindacati uniti intervengono dopo i tragici infortuni sul lavoro che hanno funestato la nostra regione. Purtroppo il bollettino di questi primi mesi del 2018 è veramente tragico. A Venezia, come sappiamo, abbiamo avuto 2 casi, l'ultimo ieri nella provincia. I dati nel Veneto non sono confortanti e quindi pensiamo che serva un nuovo sforzo su questo tema per quel cambio culturale che forse la crisi ha un po' arrestato nel tempo. Troppe morti sul lavoro che coinvolgono la nostra regione, dove dall'inizio dello scorso anno 21 persone hanno già perso la vita. Recentemente 2 i casi nel Veneziano, 8 nella Marca. Numeri che hanno portato i sindacati uniti a far sentire fortemente la loro voce, lanciando un chiaro messaggio su cosa si dovrebbe fare. In primis però serve sicuramente, cosa di cui l'Italia non è dotata, uno dei pochi paesi europei, un piano nazionale di prevenzione, un piano strategico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al di là quindi dei numeri, ciò che i sindacati vogliono evidenziare è il fenomeno che sta emergendo, una scarsa attenzione, dicono, alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E proprio questo sarà il tema che caratterizzerà le iniziative per celebrare il 1° maggio, a partire proprio dalla manifestazione nazionale che si svolgerà a Prato, con poi iniziative a livello locale. Lo sforzo che tutti insieme dobbiamo fare, perché deve essere un tema in quali istituzioni, parti sociali, parti datoriali ragionano e lavorano insieme perché per un bene comune superiore che è la tutela delle persone. Un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla polizia per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti di vario genere per un valore di circa 5.000 euro. L'indagato è stato fermato nel corso di un controllo stradale sull'autostrada A27 mentre procedeva a bordo di un'auto di grossa cilindrata a velocità particolarmente elevata. La droga era occultata tra varie borse contenenti generi alimentari. La polizia ha denunciato per lo stesso reato anche la compagna 61enne che si trovava con lui nell'automobile. Ed ora la pagina politica, elezioni amministrative a Treviso. Paolo Camolei scende in campo con una propria lista a supporto del sindaco Manildo. Oggi la presentazione del simbolo. Non l'avrei fatto, dice, se all'interno della nostra coalizione non ci fossimo liberati dalle ideologie. Sentiamo. Per troppo tempo noi abbiamo vissuto ostaggi di alcune ideologie politiche. Grande è stato Giovanni, il sindaco Manildo, a riuscire sempre a gestire la situazione con freddezza e con precisione negli obiettivi, però credo che in questo momento Treviso abbia bisogno di altre cose. Non sarebbe sceso in campo Paolo Camolei, assessore uscente al turismo e alle attività produttive, se la coalizione che si sta formando intorno a Giovanni Manildo non avesse preso le distanze da estremismi che impediscono, dice, la buona amministrazione. E il riferimento va agli ex SEL. Ma non soltanto nella parte legata a Giovanni Manildo e a quella che sarà la sua nuova coalizione, ma penso anche all'altra parte. Devo dire la verità che le sceneggiate Gentilini Lega mi hanno lasciato veramente divertito. I buchi neri della città si riempiono non con le ideologie ma con la flessibilità continua. Ci sono realtà di cui prendere atto, come i centri commerciali che si spostano all'interno delle città. Una rivoluzione da governare, ma inevitabile. L'associazione Treviso è, fondata da Camolei, si prepara a schierare la sua lista, ma i candidati saranno ufficialmente presentati il 21 aprile. Sono in modo particolare imprenditori, liberi professionisti, sono fondamentalmente gente che arriva dalle associazioni, ma anche tante persone dai quartieri
quartieri. Non facciamo politica, dice, ma politiche per dare soluzioni come quelle che verranno elaborate domenica durante la cosiddetta officina Treviso all'ex Pagnossin. Una lista molto pragmatica, una lista che ha voglia di dare risposte ai cittadini, che cercherà di essere chiara sui principi ma soprattutto anche sulle soluzioni. Se sarà il caso saremo capaci anche di dire di no ad alcune cose. Siete il caso di Vittoria, potrebbe essere il futuro vice sindaco? No, no, assolutamente, non è per le sedie che corriamo, che ci mettiamo a disposizione. Si infiamma dunque la campagna elettorale a Treviso, domenica sarà una giornata calda sul fronte appunto degli appuntamenti elettorali, officina Treviso all'ex Pagnossina, l'avete sentito nel servizio, laboratorio di idee per chi vuol far crescere la città, scrive sui social Manildo, e appuntamento importante anche nella coalizione di centrodestra domenica, sempre domenica prossima alle 18, Matteo Salvini sarà a Treviso alla Loggia dei 300 per presentare il logo della Lega a sostegno della candidatura di Mario Conte. Ed ancora con la politica, ieri sera ospite a 20:10 Claudio Alessandri, candidato sindaco di Treviso per Centro Democratico, ha spiegato che la sua è una candidatura con riserva. A giorni infatti dovrebbe esserci un incontro con i vertici del PD per un possibile apparentamento. Sentiamo. Lei scioglierà la riserva quando? Il 10. Il 10, sì. Quindi fra pochi giorni? Fra pochi giorni, anche perché ritengo che ci debba essere un incontro, io mi auguro di sì, perché così stanno le cose con quel partito che rappresenta attualmente la maggioranza, poi vediamo cosa succederà. Ecco, non posso... Quindi potrebbe esserci anche un eventuale avvicinamento? Più che avvicinamento, un apparentamento, chiamiamolo così, perché... In ottica ballottaggio? Io ritengo che dovremmo vedere un po' un discorso di convergenza programmatica, questo potrebbe risolvere tante Quindi cose. Quindi lei ha un appuntamento a giorni, insomma dovrebbe vedersi a giorni con l'attuale sindaco Manildo, quindi 5 in 5 per Casugana, mettiamo un asterisco a questo punto con sui dirigenti 5. Del PD più che... Sì, certo, con i dirigenti del PD, chiaramente con Zorzi, Tonella, eccetera. Quindi è in 5 per Casugana, con riserva, diciamo. Potrebbero ritornare 4, potrebbero essere confermati 5. Lei mi diceva prima, c'è in programma a giorni quindi un incontro con i vertici del PD? Noi questo l'abbiamo auspicato già da tempo. Avete avuto una risposta? Vi troverete? Non ancora ufficialmente, però io penso che avverrà sicuramente, perché si è detto il dopo Pasqua, per cui oggi è il primo giorno. Ma certo, qualche giorno lo possiamo lasciare. E quindi in questo incontro potrebbe portare a un rinnovo, cioè la sua decisione di scendere in campo è fortemente legata a questo incontro? Sì, fortemente legata a questo incontro. Comunque legata a questo incontro? Ecco, legata a questo incontro, fortemente no, ma legata a questo incontro sì. Già io ebbi a dichiarare, così come altri miei amici e collaboratori, che l'altra volta noi abbiamo c'è stato un appoggio silenzioso, io penso, a questa amministrazione, perché ritengo che una discontinuità ci debba essere, altrimenti poi ci si fosse lì. Quindi voglio dire, questa volta l'appoggio sarà un fatto concreto, quindi perché questo? Perché il nostro dialogo deve essere impostato con quelle forze che credono nel discorso dell'Europa. Ed ora linea alla regia per la pubblicità, restate con noi, tra poco le belle immagini delle restaurate ex carceri asburgiche in Piazza Duomo. E rieccoci in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, le immagini ora del restauro delle ex carceri di Piazza Duomo promosso da Fondazione Benetton. Da oggi Gallerie d'arte.
Una mappa globale, una mappa delle culture umane formata da tessere di 10 cm per 12, che ha trovato casa nelle antiche carceri asburgiche accanto all'ex tribunale di Treviso, restaurate dall'architetto Tobia Scarpa per conto di Fondazione Benetton. Le sbarre, i cavistelli, le celle, luoghi di chiusura, di sofferenza che diventano laboratorio di conoscenza e accolgono i colori e le ispirazioni di Imago Mundi, progetto fortemente voluto da Luciano Benetton. 25.000 artisti provenienti da 150 paesi e fino al 20 maggio anche le opere di Sahara, quel che è scritto rimarrà. Esposizione di apertura delle gallerie dedicata al popolo nomade dei Tuareg. L'inizio è stato quello di metterlo in sicurezza, no? Perché era inutilizzabile, abbandonato da più di 60 anni, era decadente, avrebbero fatto la fine dei vecchi carceri che si vedono, o a Venezia anche che diventano non utilizzati. Non facile interpretare questo restauro. Trovare il filo di Arianna è quello, cioè cosa dobbiamo fare, come dobbiamo farlo. Abbiamo fatto questo esperimento, da questo persone di qualità stanno elaborando ciò che è il significato che emerge, e trovare per il futuro di rendere questo posto un posto vivo, utile, necessario, soprattutto necessario. L'ex chiesa di San Dioniso dedicata alla musica, ora le prigioni asburgiche riservate all'arte, in un percorso di crescita culturale della città che Benetton non teme si interrompa con un eventuale cambio di amministrazione. Noi siamo abituati in Italia ad avere vari governi e siamo sempre sopravvissuti, non abbiamo mai fatto storie, no, cioè è indipendente. Noi diamo il nostro apporto come cittadini di rilievo, se vogliamo, no? Con possibilità di fare queste cose. Io mi auguro che questo sforzo non sia fine a se stesso. Accordo raggiunto per le 250 lavoratrici che si occupano delle pulizie dell'ospedale di Treviso. Lavoro, 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 lavoro. Ieri avevano manifestato davanti al Cafoncello di Treviso le 250 lavoratrici che si occupano dei servizi di pulizia e sanificazione del nosocomio trevigiano, in bilico per il previsto passaggio dalla precedente cooperativa Copma a quella subentrante Manutencoop, previsto nel project financing per la realizzazione della nuova cittadella della salute. Avevano urlato la loro preoccupazione, poi, proprio durante la protesta, la notizia dal direttore generale Benazzi della convocazione di un tavolo di confronto. E ieri sera, al termine dell'incontro tra lo stesso direttore generale, le due cooperative ed una delegazione della rappresentanza sindacale e aziendale, l'accordo tanto atteso. Le lavoratrici saranno assunte dalla cooperativa entrante Manutencoop, mantenendo le stesse condizioni, inclusi luogo di lavoro e orario in essere, il mantenimento della parte normativa del contratto integrativo e tutela all'assunzione per i lavoratori assenti per malattia, infortunio o altre casistiche, al termine dei rispettivi eventi. L'impegno da parte di Manutencoop a incontrare i sindacati per discutere e realizzare a breve un nuovo contratto integrativo aziendale. Da questa mattina poi i rappresentanti sindacali sono presenti nelle sedi dell'ULSS per dare supporto e chiarimenti alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti nella vertenza. Quando le moderne tecnologie possono venire in aiuto di una popolazione che invecchia sempre più. Partito a Treviso il progetto eCare, capofila l'ISRA. Combattere l'isolamento degli anziani permettendo loro di vivere più a lungo possibile autonomamente nella propria casa grazie alle moderne tecnologie. È partito il progetto eCare che vede lavorare insieme l'ISRA di Treviso, l'Istituto per i Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani di Belluno, l'Umberto I di Pordenone e l'Università di Klagenfurt in Austria. Tablet, smartwatch e l'orologio intelligente consentiranno agli anziani, grazie ad app dedicate, di restare in contatto con parenti e amici, di contattare gli operatori o semplicemente di ricordare quando assumere le medicine. Ma le tecnologie appositamente declinate in versione over 70 potranno anche segnalare problemi, come ad esempio eventuali cadute dell'anziano, allertando i soccorsi. Per realizzare un progetto molto importante di innovazione sociale che si basa sul tema dell'inclusione delle persone che invecchiano, cercando di dare loro una mano per creare assieme una comunità, diciamo, solidale e che possa essere tecnologicamente assistita.
un progetto rivolto alle persone anziane ancora autosufficienti, che godono di discreta o buona salute, ma spesso sono sole o isolate. Una volta nei paesi, per coinvolgere l'intera comunità, si faceva filò. Ora nasce con questo progetto un filò, un modello di inclusione digitale. Lo spirito di trovare delle sinergie per aiutarsi nella vita di tutti i giorni fa parte del DNA del nostro territorio, non fa altrettanto parte della modernità forse, no? della nostra realtà. Quindi perché non pensare di riaccendere questa tradizione positiva anche attraverso l'utilizzo di queste nuove tecnologie? Uno sguardo ora alla nostra programmazione, torna tra poco 20:10, ospiti in studio questa sera il sindaco di Rovigo Massimo Bergamin ed il vice sindaco di Treviso Roberto Grigoletto, e poi alle 21:15 torna la Zanzega, si parla delle terre dei Tiepolo, di romanzi storici, di Seta e di Filande, con naturalmente come ogni mercoledì Lele ed Ivo. Appuntamento quindi alle 21:15 con la Zanzega. Ed è proprio tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi. In chiusura come sempre le nostre previsioni del tempo, il meteo. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo di Antena 3. Il tempo risulterà ancora piuttosto instabile, tuttavia migliorerà decisamente col passare delle ore. Vediamo il dettaglio di giovedì 5 aprile. Sul Veneto piogge e temporali diffusi, specie al mattino. Fenomeni via via più sparsi nel pomeriggio, ma in cessazione entro la serata. Diamo uno sguardo alle temperature. Le minime saranno comprese tra 8 e 11 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 13 e 17 gradi circa. Spostiamoci sul Friuli Venezia Giulia. Precipitazioni diffuse su tutta la nostra regione, anche a carattere temporalesco e di moderata intensità, ma anche in questo caso migliorerà in serata. Vediamo le temperature, le minime saranno comprese tra 9 e 12 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 13 e 15 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Anche qui sarà instabile con qualche piovasco alternato a schiarite soleggiate nella prima parte della giornata, poi migliorerà decisamente con ampio soleggiamento ovunque. Le temperature minime si attesteranno intorno agli 8 gradi, i valori massimi invece saranno compresi tra 15 e 20 gradi. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati da sud, localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo è tutto, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.